Si è aperta su eBay un'asta unica, nata su iniziativa del Comune di Pesaro, il cui ricavato andrà devoluto in beneficenza per SOS Pesaro. In vendita ci sono oggetti unici di noti sportivi, ad esempio un casco firmato da Valentino Rossi a partire da 300 euro, un paio di scarpe di Daniel Hackett a partire da 400 euro. Questo e tanto altro per un totale di 96 articoli che con il tempo potranno anche aumentare. Sarà sufficiente fare delle offerte nell'asta su eBay e scegliere l'articolo di una delle società sportive che partecipano a scopo benefico, ovvero VL Pesaro, Ital Service Calcio A5, Vis Pesaro, VR46 e Pesaro Rugby. È un'iniziativa che nasce proprio dalle associazioni sportive per dare un contributo, una mano alle situazioni di difficoltà economica che si stanno verificando in questi giorni a seguito dell'emergenza Covid. Quindi mentre l'emergenza sanitaria sembrano passati i giorni più drammatici, l'emergenza economica probabilmente avrà delle ripercussioni ancora più lunghe. Questo diventa un modo da parte delle associazioni sportive, delle realtà sportive pesaresi e non solo, di contribuire e aiutare a questo fondo. C'è stata una risposta bellissima da parte di tanti protagonisti anche nazionali, anche non solo pesaresi. Ho fatto l'esempio dell'FC Internazionale, che donerà anche loro dei gadget personalizzati, autografati proprio per Pesaro, per arricchire questo fondo. C'è un'asta su eBay, da oggi abbiamo pubblicato circa 96 prodotti, ma verranno caricati poi ogni giorno, ci sarà la possibilità, una volta che viene aggiudicato il prodotto, di caricarne altri. L'asta sarà per 10 giorni, diciamo, per ogni prodotto. Sono tante le realtà che hanno partecipato, le avete citate anche voi, dalla VL, Vis Pesaro, Rugby Pesaro, l'Ital Service Calcio A5, VR46, Daniel Hackett con dei prodotti suoi, lo stesso Piero Benelli, insomma, le sorelle Vandi. Quindi diciamo che sono tanti gli sportivi pesaresi che hanno deciso di mettere all'asta del materiale che va per una beneficenza in casa nostra, perché si parla di una beneficenza per le famiglie pesaresi, e quindi insomma invito veramente tutti ad acquistare questi prodotti, perché ce ne sono veramente tanti, e anche per il valore nobile di questa iniziativa. È un significato nobile al quale siamo stati chiamati, di fronte al quale non possiamo tirarci indietro. C'è la possibilità di stuzzicare il desiderio degli sportivi pesaresi, dei nostri tifosi, a cercare di aggiudicarsi alcuni capi particolari ufficiali della nostra squadra. Abbiamo messo in palio la divisa ufficiale gialla, le due divise bianche e rosse del precampionato con la scritta Pesaro, qualche capo per il tempo libero, dal giubbotto alle tute alle pole. Tutto questo per far sì che venga raccolto qualcosa che possa aiutare le persone che hanno bisogno nella nostra comunità. Tutte quelle iniziative che tendono a fare del bene a chi ne ha bisogno vedono l'Ital Service in prima linea. Il nostro Presidente e la sua famiglia, anche in un momento così difficile per la nostra città, ha fatto delle donazioni importanti e ha dimostrato il grande cuore che ovviamente caratterizza la nostra società. Oggi questa è un'opportunità di regalare del materiale che può essere messo all'asta per le famiglie più bisognose, quindi quando il Comune ha chiamato ovviamente l'Ital Service ha risposto presente, ma presente con grande gioia, perché poter fare del bene per noi è fondamentale, soprattutto nel nostro territorio.